giorno stiamo vivendo quello che purtroppo sta succedendo in centro Italia praticamente. C'è una sorpresa. Non solo da Amatrice ma anche il resto. Abbiamo in onda il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Pirozzi. Sergio, buonasera. Buonasera a voi. C'è l'applauso degli amici di Palau che ti salutano, che salutano tutti gli amici di Amatrice. C'è l'applauso anche del sindaco Francesco Pala di Palau. Innanzitutto un grosso applauso a Olimpia, agli amici di Amatrice, perché sono figli di una grande terra, ma una grande terra è anche la vostra, perché io dalla Sardegna ho avuto tante testimonianze di affetto da paesi grandi, da paesi piccoli, da gente che non ti aspettavi, e questo testimonia che il popolo italiano è un grande popolo, pur nelle diversità dei dialetti, però noi abbiamo un grande pregio, che siamo abituati a vivere con i nostri simboli, che è poi la nostra terra, con le nostre tradizioni. Però poi ho scoperto una grande cosa in questi 2 mesi, che la gente è brava dal meglio di loro stessi per aiutare gli altri. Io vi dico, guardate, quello che state facendo voi, quello che sta facendo l'Italia, il mondo, testimonia che a differenza di quello che dicono, che c'è più gente buona che gente cattiva. Voi sicuramente siete gente buona, gente di una terra aspra a volte, no? Che soffre, che sa combattere le avversità, per cui siete simili a noi. Per cui io mi sento, e non è una frase fatta, anch'io un sardo, come sono sicuro che anche voi vi sentite di Amatrice. Per cui di questo io vi ringrazio di cuore, un abbraccio forte, io una volta vi verrò a trovare, io non mi scorderò di quello che state facendo per noi. Salve Sergio, sono il sindaco Francesco Pala. La serata di stasera vuole essere semplicemente un segnale da parte nostra, da parte della Palau, della Gallura e della Sardegna intera, possibilmente, insomma, nei vostri confronti. E vorremmo essere vicini in modo più importante, ma sappiamo che non è possibile. Noi stiamo seguendo quotidianamente quelle che sono le vostre vicende purtroppo negative, ci auguriamo e vi auguriamo che quanto prima, insomma, questa situazione possa terminare, possa cessare, possano cessare queste scosse e voi possiate ritornare alla vita di sempre, quella antecedente il 24 agosto in buona sostanza. Per cui l'augurio che vi facciamo, lo faccio io a nome di tutti quanti i presenti qua stasera, è un grande abbraccio e vi siamo vicini col cuore e con tutto il resto. Bocca al lupo per tutto. E ti aspettiamo qua, Sergio. Okay? No, ma io sindaco, io l'applauso lo faccio a te, perché se tu stasera stai con la tua gente significa che la tua è brava gente, per cui sicuramente sei anche tu una bella persona, e io sono sicuro che torneremo nel nostro borgo e se qualcuno non seguirà quello che ci è stato promesso, io prendo il trattore e vado a fare le proteste dove devo andare, perché ho dato delle scadenze, a noi non ci devono prendere in giro, io ho dato 20 giorni per ripristinare le strade, l'avevo detto dal 14 settembre, io aspetto 20 giorni, altrimenti io insieme a voi faremo vedere i nostri diritti, che noi non chiediamo niente più di quello che ci spetta, perché la mia gente è stata dignitosa nel dolore, e non ci scordiamo che noi abbiamo avuto i 236 morti, anzi 237, perché anche un volontario del Piemonte è morto tornando a casa, che era venuta per soccorrere la mia gente. Per cui con grande dignità la mia gente soffre, però nessuno ci deve prendere in giro su quelle che sono le scadenze che ci danno. Per cui un abbraccio forte, il sindaco non molla, che il sindaco non abbandonerà fino all'ultimo giorno la propria gente, perché questa è la mia missione da quando quella maledetta notte, il 24, ci ha svegliato e ci ha fatto trovare del dramma. Questo lo devo a tutte quelle persone che non ci sono più,
Grazie, un abbraccio forte. Grazie a te Sergio. Sergio Pilozzi, sindaco da Amatrice. Grazie a Francesco Pala, sindaco di Palau.